Aleluia! Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Nossas vozes uma vez mais e cantemos bem forte. Aleluia, um Deus todo poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia. Aleluia. Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Bem forte cantemos aleluia. Digno de louvor, tu és
Buongiorno a tutti, buongiorno con la pace del Signore Gesù, gloria a Dio per questa opportunità, benvenuti a tutti. Questa è la preghiera del mattino. La preghiera del mattino è un programma mattinale della Shea Damit, Chiesa Evangelica, Assemblea di Dio Arca Missionária in Italia, e io sono il missionario Victor Lopes e sono con voi stamattina per la grazia e bontà del nostro Signore Gesù Cristo. Benvenuti a tutti, che buono poter essere qui con voi in questa preghiera, adorando il nome santo di Gesù nostro Salvatore. Che Dio benedica te, la tua casa, la tua famiglia, che Dio benedica tutto il tuo progetto per oggi, le cose che devi fare. Che il Signore vi benedica abbondantemente, che la grazia del Signore, l'amore di Dio e la consolazione, la guida, il consolo dello Spirito Santo sia su di te, sulla tua casa e la tua famiglia. Preghiamo al Signore per iniziare questo programma. Oggi il 2 febbraio 2023, giovedì, siamo qui insieme per adorare il nome di Gesù. Padre Santo, veniamo a te in questa mattina di gioia, di pace, ringraziarti, Signore, per questa opportunità, per il privilegio che ci dai di poter, Signore, essere qui di nuovo nella tua presenza. Grazie, Signore, per la tua benedizione, grazie perché tu sei fedele, grazie perché tu hai cura di noi in ogni tempo. La tua parola, Signore, è tutto per noi e ha trasformato la nostra vita. Grazie, Gesù, perché tu ci dai questa opportunità di poter stare qua insieme per lodare il tuo nome. Continua, Signore, operando, benedicendo, salvando, liberando. Continua, Signore, con le tue mani stese, guidandoci in tutto. Ci chiediamo perdono per i nostri peccati, per i nostri errori, per i nostri falli, Signore, per ciò che parliamo, pensiamo, i nostri atti. Signore, tutto ciò che non ti piace, perdonaci, Signore, e leva da noi queste cose, un'abitudine, un modo di parlare, la pigrizia. Signore, continua operando in nostra vita, continua, Padre, guardandoci con i tuoi occhi di misericordia, di compassione. Oh Dio, la tua parola dice che le acque ruggiano e schiumeggiano. Devi ascere mi cobia fuori ganivia. Ma c'è un fiume di cui riva rallegra la città di Dio, il santuario dell'Altissimo. Lui è in mezzo a essa, Lui è in mezzo in essa e non sarà smossa. Oh Gesù, le onde tante volte vogliono spostarci dal centro della tua volontà. Il vento vuole soffiare forti tante volte per levarci fuori dalla tua volontà. A volte non soltanto il vento né la tempesta, non soltanto le cose brutte, ma anche altre opportunità. Arrivano cose belle anche, che ci portano, che tirano la nostra attenzione e ci fa, Signore,
uscire dalla tua volontà. Ti prego stamattina che né cose belle né cose brutte ci allontanino dalla tua presenza, che noi non veniamo ad avere nulla che ci porti lontani dalla tua presenza. Signore, ti ringrazio per la tua grazia, per il tuo amore. Ti ringrazio, Signore, per il tuo perdono. Ti ringrazio per la tua presenza. Ti ringrazio, Signore, perché tu sei fedele in ogni tempo. De cobraio brecobini via fa. Signore, tu sei la fossa della nostra vita. Tu sei, Signore, il nostro Salvatore, il nostro Dio. Tu sei il Signore che ci perdona, che ci salva, che ci santifica, che ci giustifica. Oh Gesù, ti prego, Signore, che il tuo nome sia glorificato in eterno. Ti prego, Signore, che tu possa operare di modo grandioso nella nostra vita, nella nostra famiglia. Signore, opera, come dice quella canzone, opera in me. Sono ai tuoi piedi, Signore, opera in me. Ascolta il mio clamore, opera in me. Oh Signore, opera in me, opera in me. Io sono il tuo campo, tuo vaso. Signore, lavora, Signore, lavora in noi. Fa la tua opera in noi. Perché possiamo essere ancora più simili a te, veramente cristiani. Gesù, nessuno disprezzi i giorni delle cose piccole. Nessuno disprezzi questi giorni di difficoltà, di costruzione, di edificazione. Nessuno disprezzi. Tu hai un progetto, Signore. Tu hai un progetto che a volte noi come umani siamo pieni di angosce, pieni di ansietà. Diciamo, ma come sarà? Come sarà, Signore, se tutto cammina così, se le cose vanno così? Il lavoro è tuo, il campo è tuo e i lavoratori sono tuoi. Da rabbia onde cobi a sere minivia fascia. Gesù, tu sei il principe della pace, dà pace alla nostra mente, al nostro cuore, dà pace, Signore, la tua pace quando il nemico vuole disturbare questa pace e metterci in conflitti. Dacci la tua pace, Signore. Calma le acque che si agitano. Calma, Signore, ciò che viene per agitare o per smuovere la nostra fede. Ci dà salvezza, costanza, abbondanza. Signore, purifica il tuo popolo, dà, Signore, al tuo popolo
la forza per camminare, la forza, Signore, per essere così saldi nella tua presenza. Leva gli idoli da noi, ciò che non ti piace, le abominazioni. Signore, purifica corpo, anima, spirito. Purifica, Signore, ci purifica di ogni male, di ogni cosa che non viene da te. Ci fa santi come tu sei santo. Oh Gesù, chi andrà da noi? Chi andrà da noi? Ti prego, Signore, che il tuo nome sia glorificato, che tu possa operare, Signore, di modo grandioso, che tu possa, Signore, fare un miracolo, salvando, trasformando. Oh Gesù, Santo di Israele, Dio eterno, ti prego. Benedice la missione, l'opera missionaria, i miei fratelli, la leadership della Chiesa, il consiglio direttivo. Ti prego, Signore, che tu possa continuare aiutandoci a fare la tua volontà, a non arrenderci alle cose né alle persone che vedono tutto come normale, ma noi viviamo in un mondo di cattiveria e la cattiveria diventa normale agli occhi delle persone e a volte noi ci adattiamo e ci arrendiamo a queste cattiverie e rimaniamo abbattuti giù, ma tu sei, Signore, la nostra bandiera. Quando l'esercito degli Ammoniti, dei Moabiti, venivano dal mare verso Giuda e Gerusalemme, Giosafat ha dichiarato un digiuno. Ha dichiarato un digiuno collettivo, una preghiera fra il popolo di Israele. E la tua parola lì è stata annunciata, Signore. Il tuo servo, il profeta, ha detto: perché avete paura? Non vi preoccupate con la moltitudine che viene dal mare, perché questa guerra non è vostra. Signore, ci rinforza di fede. A volte noi vogliamo rinforzarci con le armi, con le parole, ma ci rinforza prima di fede, Signore. Ci dà una fede salda, incrollabile. Benedice i miei fratelli, benedice Denisa con la sua salute, la missionaria Karin, la Anna Maria. Signore, benedice tutti che si trovano, Signore, in un momento di malattia, dà la salute, in nome di Gesù, Padre. Benedice ogni base missionaria, a Firenze, a Pomarante, a Verona. Signore, benedice Pastore Eurico con la sua famiglia a Roma. Benedice, Signore, Marco e tutta l'opera missionaria lì con i nostri fratelli di Montiscerboli. Benedice tutti che sono lì, Signore. La missionaria Carminha, Bruno e la famiglia. Benedice la Patrizia, la Giuseppina. In nome di Gesù, Signore, benedice a tutti che sono lì, Signore, per la gloria del tuo nome. Benedice Rossana, Salvatore, Lorena, Ignazio, Vicenza. Benedice, Signore, Loredana, Giovanni, Giovanna, Gianni, Gisele, tutti che sono lì a Verona, Signore, benedice
ogni famiglia lì, Signore, per la gloria del tuo nome. Continua con noi, Signore. Continua con me, con Priscilla, con questo progetto Non Sei Solo, rinforzando le mani per quest'opera. Ti prego per la scuola Il Vivaio, il centro di formazione missionario della Shea Damit, Signore. Prepara questa classe che inizierà il 25 di febbraio. Signore, prepara tutto, che tu possa, Signore, preparare i cuori, che tu possa preparare quelli che parteciperanno, che sia un corso impattante per la loro vita, che il tuo nome sia glorificato, Gesù. Prepara, Gesù, il campo è grande, pochi sono i lavoratori. Signore, aiuta Ronaldo con la famiglia che stanno preparandosi per venire, la Jamile. Signore, che tu possa essere con loro quando loro vengono qua, ma nella preparazione per venire. In nome di Gesù, Signore, prepara altri giovani per la tua opera. In nome di Gesù, in nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Vorrei mandare un saluto a tutti che sono con noi in diretta. Che Dio vi benedica. Se non siete ancora iscritti su questo canale, vi prego di iscreversi. Manca soltanto la tua iscrizione. Fa adesso. Così potrai aiutarci ad arrivare a 1000 iscritti. In nome di Gesù, gloria a Dio. Ho ricevuto qui da Denisa che quale giorno era? Non sto vedendo. Avremo evangelizzazione a Isoluto, nella passerella di Isoluto. Vi dirò la data. Vediamo. Dopo vi dico. Ma se tu non sei ancora iscritto su questo canale, fai la tua iscrizione, perché così insieme possiamo essere tutti i giorni adorando al Signore. Ogni mattina che siamo in diretta arriva la notifica e così tu puoi entrare e partecipare con noi della preghiera del mattino e di altri contenuti che ci saranno. Stiamo preparando altri contenuti molto importanti, edificanti per la vita spirituale, e abbiamo già l'altare di Dio ogni lunedì sera. È un programma della famiglia cristiana dove studiamo la parola di Dio e stiamo parlando sul risveglio spirituale. Abbiamo parlato un panorama di risveglio spirituale, abbiamo parlato risveglio spirituale nell'Antico Testamento. Ora, questo lunedì abbiamo parlato del risveglio spirituale nel Nuovo Testamento e, se vorrà il Signore, questo lunedì prossimo parleremo del ministero di Gesù Cristo, che è stato un ministero di risveglio. Ecco, mi ha scritto Dena qua che sarà 7 e 21, martedì 7, questo martedì, e 21 febbraio anche la nostra evangelizzazione alla passerella di Villa di Isoluto. Grazie Dena, gloria a Gesù. Leggiamo la parola di Dio. Oggi la lettura biblica è Esodo, leggiamo Esodo, capitolo 10, 11 e 12. E stasera c'è lo studio biblico, preghiera e studio biblico in chiesa.
alle 18:30. Capítulo 10 di Esodo. Sta scritto così: Allora il Signore disse a Mosè: Va dal Faraone, poiché io ho reso ostinato il suo cuore e il cuore dei suoi servitori, per fare in mezzo a loro i segni che vedrai, e perché tu possa raccontare ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli quello che ho operato in Egitto e i segni che ho fatti in mezzo a loro. Testimonianza. Un attimo che devo segnare questo. Versetto 2. Perché tu possa raccontare ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli quello che ho operato in Egitto e i segni che ho fatti in mezzo a loro. Così saprete che io sono il Signore. Mosè e Aarone andarono dunque dal Faraone e gli dissero: Così dice il Signore, il Dio degli ebrei: fino a quando rifiuterai di umiliarti davanti a me? Lascia andare il mio popolo perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciare andare il mio popolo, domani farò venire le cavallette su tutto il tuo paese. Essi copriranno la superficie del paese e non si potrà vedere il suolo. Divoreranno il resto che è scampato, ciò che è stato lasciato dalla grandine, e divoreranno ogni albero che cresce nei campi. Riempiranno le tue case, le case di tutti i tuoi servitori e le case di tutti gli egiziani, come né i tuoi padri né i padri dei tuoi padri videro mai, dal giorno che furono sulla terra fino ad oggi. Detto questo, voltò le spalle e uscì dalla presenza del Faraone. I servitori del Faraone gli dissero: fino a quando quest'uomo sarà per noi un'insidia? Lascia andare questa gente e che serva il Signore il suo Dio. Non ti accorgi che l'Egitto è rovinato? Allora fecero ritornare Mosè e Aarone dal Faraone. E gli disse loro: andate, servite il Signore, il vostro Dio. Ma chi sono quelli che andranno? Mosè disse: noi andremo con i nostri bambini e con i nostri vecchi, con i nostri figli e con le nostre figlie. Andremo con le nostre greggi, con le nostre greggi e con i nostri armenti, perché dobbiamo celebrare una festa al Signore. Il Faraone disse loro: così sia il Signore con voi, come io lascerò andare voi e i vostri bambini. Ma voi avete delle cattive intenzioni. Allora no. Andate soltanto voi uomini e servite il Signore, perché questo è quello che volete. E il Faraone li cacciò dalla sua presenza. Allora il Signore disse a Mosè: stendi la tua mano sul paese d'Egitto per farvi venire le cavallette, ed essi salgano sul paese d'Egitto e divorino tutta l'erba del paese, tutto quello che le grandini ha lasciato. Mosè protese il suo bastone sul paese d'Egitto e il Signore fece levare un vento orientale sul paese, tutto quel giorno e tutta la notte. Quando venne il mattino, il vento orientale aveva portato le cavallette. Le cavallette salirono su tutto il paese d'Egitto e si posarono su tutta l'estensione dell'Egitto. Erano numerosissime. Prima non ce n'erano mai state tante, né mai più tante ce ne saranno. Esse coprirono la superficie di tutto il paese, che ne rimase oscurato, e divorarono tutta l'erba del paese e tutti i frutti degli alberi che la grandine aveva lasciato. Nulla di verde rimase sugli alberi né sulle erbe della campagna in tutto il paese d'Egitto. Allora
Il faraone chiamò in fretta Mosè e Aarone e disse: Io ho peccato contro il Signore, il vostro Dio, e contro di voi, ma ora perdonate, vi prego, il mio peccato, questa volta soltanto. Supplicate il Signore, il vostro Dio, perché almeno allontani da me questo flagello mortale. Mosè uscì dalla presenza del faraone e pregò il Signore. Il Signore fece levare un vento contrario, un fortissimo vento di ponente, che portò via le cavallette e le precipitò nel Mar Rosso. Non rimase neppure una cavalletta in tutta l'estensione dell'Egitto. Ma il Signore indurì il cuore del faraone e questi non lasciò andare i figli di Israele. Allora il Signore disse a Mosè: Stendi la tua mano verso il cielo e vi siano tenebre nel paese d'Egitto, così fitte da potersi toccare. Mosè stese la sua mano verso il cielo e per 3 giorni ci fu una fitta oscurità in tutto il paese d'Egitto. Non ci si vedeva più l'un l'altro e per 3 giorni nessuno si mosse da dove stava, ma tutti i figli di Israele avevano luce nelle loro abitazioni. Allora il faraone chiamò Mosè e disse: Andate, servite il Signore, rimangono soltanto le vostre greggi e i vostri armenti. Anche i vostri bambini potranno andare con voi. Mosè disse: Tu ci devi permettere di avere sacrifici e olocausti da offrire al Signore, il nostro Dio. Perciò anche il nostro bestiame verrà con noi, senza che ne rimanga indietro neppure un'unghia, poiché da esso dobbiamo prendere le vittime per servire il Signore, nostro Dio, e noi non sapremo con quali vittime dovremo servire il Signore, finché non saremo giunti là. Ma il Signore indurì il cuore del faraone e questi non volle lasciarli andare. E il faraone disse a Mosè: Vattene via da me, guardati bene dal comparire ancora alla mia presenza, perché il giorno che comparirai alla mia presenza morirai. Mosè rispose: Hai detto bene, io non comparirò più davanti a te. Capitolo 11. Il Signore disse a Mosè: Io farò venire ancora una piaga su Faraone e sull'Egitto, poi egli vi lascerà partire da qui. Quando vi lascerà partire, egli addirittura vi scaccerà di qui. Parla dunque al popolo e digli che ciascuno domandi al suo vicino e ogni donna alla sua vicina degli oggetti d'argento e degli oggetti d'oro. Il Signore fece in modo che il popolo ottenesse il favore degli egiziani. Anche Mosè era personalmente in grande considerazione nel paese d'Egitto, presso i servitori del faraone e presso tutto il popolo. Mosè disse: Così dice il Signore, verso mezzanotte io passerò in mezzo all'Egitto, e ogni primogenito nel paese d'Egitto morirà, dal primogenito del faraone che siede sul suo trono, al primogenito della serva che sta dietro la macina, e ad ogni primogenito del bestiame. Vi sarà in tutto il paese d'Egitto un grande lamento, quale non ci fu mai prima, né ci sarà mai più. Ma in mezzo a tutti i figli di Israele, tanto fra gli uomini quanto fra gli animali, neppure un cane abbaierà, affinché conosciate la distinzione che il Signore farà tra l'Egitto e Israele. Tutti questi tuoi servitori scenderanno da me e si inchineranno davanti a me, dicendo: Parti, tu e tutto il tuo popolo che è al tuo seguito, e dopo questo io partirò. E Mosè, pieno d'ira, uscì dalla presenza del faraone. Il Signore disse a Mosè: Il faraone non vi darà ascolto, affinché i miei prodigi si moltiplichino nel paese d'Egitto. Mosè e Aarone fecero tutti questi prodigi davanti al faraone, ma il Signore indurì il cuore del faraone ed egli non lasciò uscire i figli di Israele dal suo paese. Il Signore, capitolo 12. Il Signore parlò a Mosè e a Aarone
nel paese d'Egitto dicendo: questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10° giorno di questo mese, ognuno prenda un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la casa è troppo poco numerosa per un agnello, se ne prenda uno in comune con il vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quello che può mangiare dell'agnello. Il vostro agnello sia senza difetto. Maschio dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto. Lo serberete fino al 14° giorno di questo mese. E tutta la comunità di Israele, riunita, lo sacrificherà al tramonto. Poi si prenda del sangue dell'agnello e lo si metta sui 2 stipiti e sull'architrave della porta della casa dove lo si mangerà. Se ne mangi la carne in quella notte, la si mangi arrostita al fuoco con pane asimo e con erbe amare. Non mangiatelo poco cotto o lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le interiora. Non lasciatene avanzo alcuno fino alla mattina. Quello che sarà rimasto fino alla mattina, bruciatelo con il fuoco. Mangiatelo in questa maniera, con i vostri fianchi scinti, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano. E mangiatelo in fretta, è la Pasqua del Signore. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre, e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi. Quando colpirò il paese d'Egitto, quel giorno sarà per voi un giorno di commemorazione, e lo celebrerete come una festa in onore del Signore. Lo celebrerete di età in età come una legge perenne. Per 7 giorni mangerete pani asimi, fin dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case, perché chiunque mangerà pane lievitato dal primo giorno fino al 7° sarà tolto via da Israele. Il primo giorno avrete una riunione sacra e un'altra il 7° giorno. Non si faccia nessun lavoro in quei giorni. Si prepari soltanto quello che è necessario a ciascuno per mangiare e non altro. Osservate dunque la festa degli asimi, poiché in quel stesso giorno io avrò fatto uscire le vostre schiere dal paese d'Egitto. Osservate dunque quel giorno di età in età, come un'istituzione perenne. Mangiate pani asimi dalla sera del 14° giorno del mese fino alla sera del 21° giorno. Per 7 giorni non si trovi lievito nelle vostre case, perché chiunque mangerà qualcosa di lievitato sarà eliminato dalla comunità di Israele, sia egli straniero o nativo del paese. Non mangiate nulla di lievitato, dovunque abiterete, mangerete pani asimi. Mosè dunque chiamò tutti gli anziani di Israele e disse loro: andate a procurarvi degli agnelli per le vostre famiglie
e immolate la Pasqua. Poi prendete un massetto di sopa, intingetelo nel sangue che sarà nel catino, e non quel sangue spruzzate, e con quel sangue spruzzate l'architrave e i 2 stipiti delle porte. Nessuno di voi varchi la porta di casa sua fino al mattino. Infatti il Signore passerà per colpire gli egiziani, e quando vedrà il sangue sull'architrave e sugli stipiti, allora il Signore passerà oltre la porta e non permetterà allo sterminatore di entrare nelle vostre case per colpirvi. Osservate dunque questo come un'istituzione perenne per voi e per i vostri figli. Quando sarete entrati nel paese che il Signore vi darà, come ha promesso, osservate questo rito. Quando i vostri figli vi diranno: che significa per voi questo rito? Risponderete: questo è il sacrificio della Pasqua in onore del Signore, il quale passò oltre le case dei figli di Israele in Egitto, quando colpì gli egiziani e salvò le nostre case. Il popolo si inchinò e adorò. Poi i figli di Israele adorarono e fecero così. Fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè e ad Aarone. A mezzanotte il Signore colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone che sedeva sul suo trono al primogenito del carcerato che era in prigione, e tutti i primogeniti del bestiame. Il faraone si alzò di notte, egli e tutti i suoi servitori e tutti gli egiziani, e vi fu un grande lamento in Egitto, perché non c'era casa dove non vi fosse un morto. Egli chiamò Mosè e Aarone di notte e disse: alzatevi, partite di mezzo al mio popolo, voi e i figli di Israele, andate a servire il Signore come avete detto. Prendete le vostre greggi, i vostri armenti, come avete detto, andatevene e benedite anche me. Gli egiziani fecero pressione sul popolo per affrettare la sua partenza dal paese, perché dicevano: qui moriamo tutti. Il popolo portò via la sua pasta prima che fosse lievitata, avvolse le sue madie nei suoi vestiti e le mise sulle spalle. I figli di Israele fecero come aveva detto Mosè, domandarono agli egiziani oggetti d'argento, oggetti d'oro e vestiti. Il Signore fece in modo che il popolo ottenesse il favore degli egiziani, i quali gli diedero quanto domandava. Così spogliarono gli egiziani. I figli di Israele partirono da Ramses per Sucot, in numero di circa 600.000 uomini a piedi. Alleluia. Senza contare i bambini. Una folla di gente di ogni specie salì anch'essa con loro. Avevano pure greggi, armenti, bestiame in grandissima quantità. Fecero coscere la pasta che avevano portata dall'Egitto e ne fecero delle focacce asime, perché la pasta non era lievitata. Cacciati dall'Egitto, non avevano potuto indugiare né prendere provviste. Il tempo che i figli di Israele abitarono in Egitto fu di 430 anni. Al termine dei 430 anni, proprio il giorno che finivano tutte le schiere del Signore, uscirono dal paese d'Egitto. Questa è una notte da celebrarsi in onore del Signore, perché egli li fece uscire dal paese d'Egitto. Questa è la notte di veglia in onore del Signore per tutti i figli di Israele di generazione in generazione. Versetto 43. Il Signore disse a Mosè e ad Aarone:
Questa è la norma della Pasqua. Nessuno straniero ne mangi, ma ogni schiavo che avrai comprato potrà mangiarne, dopo essere stato circonciso. Lo straniero di passaggio e il mercenario non potranno mangiarne. Si mangi ogni agnello per intero in una casa. Non portate fuori casa nulla della sua carne e non gli spezzate neanche un osso. Tutta la comunità di Israele celebri la Pasqua. Quando uno straniero soggiornerà con te e vorrà fare la Pasqua in onore del Signore, siano prima circoncisi tutti i maschi della sua famiglia, poi venga pure a fare la Pasqua, e sia come un nativo del paese, ma nessun incirconciso ne mangi. Vi sia un'unica legge per il nativo del paese e per lo straniero che soggiorna in mezzo a voi. Tutti i figli di Israele fecero così, fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè e ad Aarone. Quello stesso giorno il Signore fece uscire i figli di Israele ordinati per ischiere dal paese d'Egitto. Amen. Leggiamo ancora Efesini capitolo 2. Efesini capitolo 2. Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli di ira, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti, è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Perciò ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, alleluia, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui infatti è la nostra pace, lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico,
mediante la croce sulla quale fece morire l'inimicizia. Con la sua venuta ha annunciato la pace e a voi che eravate lontani, e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui abbiamo gli uni e gli altri accesso al Padre in un medesimo spirito. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Gloria a Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito Santo. Amen. Gloria a Dio. Che lettura benedetta questa mattina, che parla delle ultime 2 piaghe, i cavaletti che ha distrutto tutto il resto del campo, e i 3 giorni di oscurità, di buio in Egitto, e alla fine la morte dei primogeniti in Israele. Amen. Il Signore, tramite tutti questi segni, tutti questi prodigi, aveva un proposito: prima di dimostrare la sua potenza fra gli egiziani, ma anche per essere di ricordo e di memoriale agli ebrei, quando Dio ha detto a Mosè, a Aarone e ai figli di Israele, nel versetto 2 del capitolo 10, perché tu possa raccontare ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli quello che ho operato in Egitto e i segni che ho fatto in mezzo a loro. Così saprete che io sono il Signore. Gloria a Gesù. Tutta questa storia che viviamo, tutto il percorso che Dio ci fa fare, è per avere una storia. Se il Vangelo è arrivato fino qua a noi, è perché la misericordia del Signore, come Paolo ha scritto agli Efesini, Dio misericordioso, ci ha fatto partecipi della sua gloria, ma anche della sua sofferenza, del suo sacrificio, perché lui è morto per tutti, non per uno, ma per tutti, facendo uno i popoli. Quelli che credono diventeranno uno il corpo di Cristo tramite il suo sacrificio, e che, come il Signore ha detto a Mosè, anche gli stranieri che saranno da voi prima siano circoncisi. La circoncisione era un segno di accettazione di quella persona alla fede che gli ebrei avevano. Quindi era un modo di dimostrare, ossia non possiamo dire io credo in Dio senza dimostrare, dobbiamo dimostrare. E la Pasqua è, come abbiamo già studiato in chiesa, è un salto, usciamo dalla schiavitù alla libertà. E chi ci fa fare questo salto? Come dice Abacuc, il Signore fa i miei piedi come dei cervi, che mi fa saltare sulle mie alture. È così, Dio ci fa saltare sulle nostre alture. Chi è la nostra altezza? La nostra altezza è l'altezza della carne, ma lo Spirito ci fa salire ancora in su, capito? Ci fa andare ancora su, oltre l'altezza della carne. È lo Spirito Santo che ci fa. E questo che ha fatto il Signore nella nostra vita,
tramite il suo sacrificio. Credi in Gesù Cristo e sarai salvato tu e la tua casa. Il sacrificio di Gesù è l'unico modo di salvare i peccatori. L'unico modo. Non esiste un altro modello di salvezza. Il Signore ha detto: è per la salvezza. Ho segnato anche questo. Sempre Dio parla ai vostri figli e la salvezza. Che Dio benedica a tutti e che possiamo continuare servendo al Signore con gioia, perché Lui ci ha salvato, liberato e fatto noi partecipi della sua gloria. Gloria a Gesù. Un abbraccio a tutti, vi auguro una buona giornata. Non dimenticate di lasciare il mi piace. Amen. Lasciate il vostro mi piace. E stasera c'è lo studio biblico qui a Firenze, alle preghiere studio biblico alle 18:30 e domani c'è la preghiera delle donne di fede alle 4:30 e domani sera c'è anche a Pomarance la preghiera e lo studio biblico a Pomarance. Sabato mattina invece tutti i fratelli, io vorrei convocare a tutti per un digiuno speciale questo sabato, il 4 di febbraio alle 8, dalle 8 a mezzogiorno. È il digiuno collettivo e noi saremo in questo digiuno in preghiera. Amen. Dalle 8 a mezzogiorno saremo in chiesa in questo digiuno speciale. E domenica è la nostra Santa Cena. Gloria a Dio. Faremo la prima Santa Cena dell'anno e vorrei invitarvi a partecipare del culto più intimo, solenne della Chiesa di Gesù. Un abbraccio a tutti, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi, oggi e per sempre. E noi diciamo Amen. Questo nuovo giorno ti ringrazio, mio Re, per le cose belle che sempre fai per me. Grazie per il sole ed il cielo grande blu e per gli uccellini che cantano lassù. Grazie per la vita e il respiro che mi dai e per la tua presenza che mai mi lascerà, per la tua pazienza e la tua bontà, la tua misericordia e benignità, per la morte di tuo figlio che pensò a me in quella rude croce, si donò perché. Grande il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande la grazia che mi fa ogni giorno avanzare nonostante
nonostante i peccati miei. Grande il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande la grazia che mi fa ogni giorno avanzare, nonostante i peccati miei. Grande la tua grazia per me. Gloria a Dio. Grazie Signore. Aleluia! Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos.